La protesta in solidarietà con la popolazione palestinese in risposta all'operazione militare condotta dall'esercito israeliano nella striscia di Gaza prenderà avvio già da domani con un corteo urbano che partirà alle 16 dalla stazione di Mestre e attraverserà la città. Nella stessa giornata è previsto anche uno sciopero nazionale di 4 ore nel settore privato indetto dalla CGIL, che però non prevede manifestazioni o cortei a Venezia. Lunedì 22 settembre si terrà invece uno sciopero generale di 24 ore proclamato da alcuni sindacati di base che coinvolgerà settori chiave come il trasporto pubblico locale, le ferrovie, la logistica, i porti, le scuole e le università. Il 22 settembre sarà sciopero generale di tutti i settori del pubblico e del privato per dire no al genocidio che si sta commettendo a Gaza, per dire, far capire al governo che la strada del riarmo non è una strada che porti a una possibile pace, perché poi a pagarne le conseguenze saranno sempre i lavoratori. A Gaza lo vediamo, stanno pagando bambini innocenti. Quando sarà finito tutto, a pagarne le conseguenze qui da noi saremo noi lavoratori, perché la corsa al riarmo significa investire su armi. Noi chiediamo invece di abbassare le armi e di alzare i salari. In parallelo è annunciata una manifestazione al porto di Marghera con l'intento di bloccarne temporaneamente le attività. L'amministrazione, pur riconoscendo il pieno diritto allo sciopero e alla libera espressione del dissenso, invita tutti i manifestanti a mantenere comportamenti rispettosi della sicurezza pubblica e del regolare funzionamento dei servizi essenziali. Ciò che sta accadendo a Gaza è inaccettabile e intollerabile, serve un cessate il fuoco da parte di Israele, serve la liberazione degli ostaggi da parte di Hamas. Sono molte le manifestazioni in corso in Europa in questi giorni, ce n'è una anche nella nostra città, speriamo però che la manifestazione, che è legittima, che è sacrosanta, come tutte le manifestazioni in democrazia, non sia l'occasione per creare disagi ai cittadini, per interrompere eventualmente il traffico del trasporto pubblico, per creare disagi alle attività economiche.